Un residente alla Giudecca convive con le infiltrazioni da più di 2 mesi e dopo numerose segnalazioni è arrivata la risposta da Insula, la società che si fa carico della manutenzione delle case comunali. Dal momento che i fondi scarseggiano, dicono, ora la società riuscirebbe a eseguire solo il 65% dei lavori necessari. E mentre arriva questa doccia fredda, il presidente dell'Ater lancia un allarme ancora più preoccupante. Dove noi invece siamo in emergenza è il settore sfratti. Cioè nel senso che c'è un po' è un po' l'ufficiale giudiziario, è un po' la forza pubblica, un po' le autorità di pubblica sicurezza, noi non riusciamo a realizzare gli sfratti. E se questo non bastasse? Un altro dato emergenziale è questo: noi eravamo inquilini in canoni, in alloggi nostri, a canone semilibero, dove c'erano due papà e mamma, per dire, che lavoravano. Adesso magari uno ha perso lavoro e non riescono più a far fronte neanche all'affitto a canone calmierato, ai 300, ai 250. Per cui abbiamo nuova gente a rischio sfratto. Questa è la nostra vera nuova emergenza. Di qui un chiaro messaggio agli organi competenti. Sulle politiche della casa è deficitario il governo, ma anche la regione. Stanno tutti e due mancando e non è un obiettivo primario delle nostre politiche nazionali e regionali quello della casa. Allora, quali sono le priorità? C'è la priorità della sanità, ci sono altre priorità, però io ritengo che la casa sia una priorità importante, quindi sia questa giunta sia quella entrante dovranno farsi, dico regionale, carico di nuove, più serie, più responsabili politiche.